Genesi, capitolo 26. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Nel paese ci fu una carestia, oltre la prima che c'era già stata ai tempi di Abramo, e Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Il Signore gli apparve e gli disse: non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti dirò. Soggiorna in questo paese, e io sarò con te, e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi, e manterrò il giuramento che fece ad Abramo tuo padre. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo, e darò alla tua discendenza tutti questi paesi. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Così Isacco rimase a Gerar. Quando la gente del luogo gli faceva delle domande intorno a sua moglie, egli rispondeva: è mia sorella, perché aveva paura di dire è mia moglie. Non vorrei, egli pensava, che la gente del luogo mi uccida a causa di Rebecca, perché lei era di bell'aspetto. Mentre era là da molto tempo, avvenne che Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide che Isacco scherzava con Rebecca sua moglie. Allora Abimelech chiamò Isacco e gli disse: certo, costei è tua moglie. Come mai dunque hai detto è mia sorella? Isacco rispose: perché dicevo non vorrei essere messo a morte a causa di lei. E Abimelech: che ci hai fatto? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu ci avresti attirato addosso una grande colpa. E Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: chiunque toccherà quest'uomo o sua moglie sia messo a morte. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo. Il Signore lo benedisse. Quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più, finché diventò ricchissimo. Fu padrone di greggi di pecore, di mandri e di buoi e di numerosa servitù. I Filistei lo invidiavano. Perciò turarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo suo padre. E Abimelech disse a Isacco: vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Isacco allora partì di là, s'accampò nella valle di Gerar e vi si stabilì. Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di suo padre Abramo e che i Filistei avevano turato dopo la morte di Abramo, e li chiamò con gli stessi nomi con cui li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo d'acqua viva, ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: l'acqua è nostra. Così egli chiamò il pozzo Esec, perché quelli avevano litigato con lui. Poi i servi scavarono un altro pozzo e quelli litigarono anche per questo, e Isacco lo chiamò Sitna. Allora egli partì di là e scavò un altro pozzo per il quale quelli non litigarono, ed egli lo chiamò Recobot, perché disse: ora il Signore ci ha dato spazio libero e noi prospereremo nel paese. Poi di là Isacco salì a Berseba. Il Signore gli apparve quella stessa notte e gli disse: io sono il Dio di Abramo tuo padre, non temere, perché io sono con te, e ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore del mio servo Abramo. In quel luogo egli costruì un altare, invocò il nome del Signore e vi piantò la sua tenda, e i servi di Isacco vi scavarono un pozzo. Abimelech partì da Gerar e andò da lui con Auzat suo amico e con Picol capo del suo esercito. Isacco disse loro: perché venite da me, visto che mi odiate e mi avete mandato via dal vostro paese? Quelli risposero: noi abbiamo chiaramente visto che il Signore è con te e abbiamo detto: si faccia ora un giuramento tra di noi, cioè fra te e noi, e facciamo un'alleanza con te. Giura che non ci farai alcun male,
così come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto altro che del bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora benedetto dal Signore. E Isacco fece loro un banchetto, ed essi mangiarono e bevvero. La mattina seguente si alzarono di buon'ora e si prestarono giuramento reciprocamente. Poi Isacco li congedò e quelli si separarono da lui in pace. Quello stesso giorno i servi di Isacco gli vennero a dare la notizia del pozzo che avevano scavato, dicendogli: abbiamo trovato dell'acqua. Ed egli lo chiamò Siba. Per questo la città porta il nome Beersheba fino ad oggi. Ci fermiamo qui. Signore, parla al nostro cuore attraverso questa storia che percorre gli anni e le vicende di Isacco. Parla della tua presenza nella nostra vita e nelle nostre vicende, Signore. Mostrati presente, Signore. Apri i nostri occhi perché possiamo realizzare pienamente la promessa che tu sei con noi. Abbiamo bisogno di te, Signore. Abbiamo bisogno di capire quello che tu vuoi nella nostra vita per camminare dietro di te ed essere benedetti con te. Signore, aiutami. Lava il mio cuore, purifica le mie labbra, apri la mia mente, riempimi di Spirito Santo. Signore, ho bisogno di te per condividere con i miei fratelli la tua parola e non parola d'uomo. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi, fratelli. Poi, se avete curiosità, potete rivedere i nomi che Isacco diede ai vari pozzi che sono legati a quello che accadeva. Questa storia, questo capitolo 26, parla di alcuni momenti, probabilmente alcuni anni di vita di Isacco. E se noi li raccogliamo insieme, come sono descritti in tutto il capitolo, noi potremmo riassumere tutta questa storia in una richiesta da parte del Signore verso Isacco che la sua vita prendesse una certa direzione, ed era la direzione della salita e non della discesa. E quindi questo passo inizia così, subito, con una carestia, con un momento di grande difficoltà, non una carestia toccata e fuga, veloce, un momento, ma ci dice il testo biblico che venne una carestia dopo che ce n'era stata un'altra. Quindi qualcosa che andava ad aggravarsi su qualcosa che era già stato motivo di dolore. Stavamo condividendo ieri sera con qualche sorella proprio questi eventi che stanno accadendo in Italia. Noi abbiamo avuto mesi e mesi di siccità e adesso che c'è la pioggia non siamo contenti perché sta distruggendo tutto. E si condivideva il fatto che degli esperti dicono che la pioggia sta distruggendo tutto perché prima c'è stata la siccità che ha reso il terreno così duro da renderlo quasi come se fosse asfalto e non fa assorbire l'acqua, e quindi l'acqua non va sotto e esonda. Due calamità, una dietro l'altra. La seconda quindi diventa più grave perché c'era stata quella prima. Ci fu una carestia, oltre alla prima che c'era già stata al tempo di Abramo. E ci possono essere delle carestie anche nella nostra vita. Ci possono essere dei momenti di difficoltà, dei momenti in cui, non so se vi è mai capitato, a me sì, tante volte, si semina tanto e non si raccoglie, in cui la fatica è tale che mancano gli stimoli, tutto sembra vano, tutto sembra faticoso e oltretutto tutto sembra opposto alla nostra volontà, alla nostra buona volontà, ai nostri desideri. E allora noi ci sentiamo appesantiti, tutto sembra remare contro. Proprio come il tempo in cui visse Isacco, che ebbe questa carestia e andò a cercare una soluzione. Ma la natura ci insegna, le leggi fisiche ci insegnano, che quando il carico preme sulla nostra vita, ci spinge in basso, ci spinge a scendere.
E non è casuale che sia proprio questa la direzione di questo personaggio, Isacco. Quando il carico iniziò a essere grave sulle sue spalle, quando la responsabilità di provvedere a tutta la sua tribù, di servi, di parenti, tutto quello che lui aveva, quando questo carico iniziò a schiacciare la vita di quest'uomo, le responsabilità di quest'uomo, lui andò a cercare un luogo dove trovare una soluzione e andò a Gerar, che si trova, se guardate la cartina, verso il sud di Israele. Ma Gerar non era la sua destinazione. Lui si diresse verso Gerar, che scende verso il basso. La geografia biblica ci dice che ha un'altitudine di 120 metri sopra il livello del mare, ma ci dice la parola, e Dio lo sapeva, perché conosceva il cuore di Isacco, che l'intenzione di Isacco non era fermarsi a Gerar, ma scendere in Egitto. L'Egitto è sul mare, viene ancora più giù, perché in Egitto lui vedeva la soluzione per la carestia, per dare una risposta a chi gli chiedeva risposta. E quando noi siamo caricati dal peccato, caricati da scelte carnali, caricate dalla fatica di questa vita, caricati dalle prove, caricati dalle difficoltà per le quali non abbiamo risposta, noi naturalmente tendiamo ad andare verso le cose che sembrano più semplici, verso il basso, dove ci viene proposta una soluzione. Ma non è casuale che nel basso c'è l'Egitto. L'Egitto rappresenta il luogo da cui il Signore ci ha tolti fuori, ci ha tirati fuori. Quando il cuor nostro ci consiglia, perché siamo stanchi, perché siamo delusi, perché siamo abbattuti, perché non vediamo risposta alle nostre preghiere, di andare in Egitto. Dio che ci ama, Dio che ci ha chiamati, Dio che ha chiamato i nostri padri, facendoci sapere che l'opera che Lui ha iniziato, l'ha iniziato molto prima ancora della nostra vita. Dio ci dice: non scendere in Egitto, non andare in quel luogo da cui io ti ho tirato fuori, non pensare che questo è il momento in cui trovi la soluzione lì dove io ti ho tolto. Non scendere in Egitto, non scendere a compromessi, non lasciare la mia presenza per un luogo dove non troverai un buon consiglio, dove non troverai la tua salvezza, dove troverai proposte che ti faranno andare sempre più giù. Questa mattina il Signore ci consiglia la stessa cosa: non scendere in Egitto. Non decidere perché ti sei stancato, perché sei deluso, perché vedi che non ci sono frutti di quelli che stai sperando, di andare lì dove alla fine non conta nulla, dove tutto ti viene proposto facilmente, perché in Egitto non c'è il Signore. E se non c'è il Signore, non c'è salvezza. Non scendere in Egitto. Il Signore consigliò a Isacco di non farlo, di non guardarsi indietro, di non tornare nel luogo da cui lui l'aveva tolto, di non girare, di non fare un altro dietrofront, dopo il dietrofront della salvezza, di non tornare nel mondo, di non tornare a quelle cose dove il Signore non ha parte, dove il Signore non è mai presente, dove il Signore forse è un pensiero di tanto in tanto, di non scendere in Egitto. Tutti quelli che scesero in Egitto ebbero dei guai. Il padre stesso di Isacco si ricordò, forse Isacco, alle parole del Signore, che scese in Egitto ed ebbe i suoi guai. Se leggete la storia di Abramo, non abbiamo il tempo, ve la ricorderete, tutta quella vicenda in cui rischiò la vita perché era sceso in Egitto. È scritto nel libro dei Giudici che Sansone scese a Timna. La parola di Dio usa proprio questa espressione: scese a Timna, e lì vide una ragazza
Ragazzi, adolescenti, Simone, ti sei alzato proprio in questo momento. Scese a Timna, un giovane, un teenager, e scendendo a Timna vide una ragazza. Questa ragazza piacque a Sansone e andò dai genitori dicendo: sto facendo questo excursus perché ieri c'è stato uno studio sul fidanzamento per i giovani, per rinfrescare, e disse: mi piace. Andò dal padre: chiedila in sposa perché mi piace. Ma è brava? Mi piace. Ma teme Dio? Mi piace. Ma non è casuale che scese a Timna, non aspettò il Signore, non rimase vicino al Signore e scese. Questa mattina, nel nome del Signore, non scendiamo in Egitto, perché le cose sono difficili, perché risultano difficoltose, faticose, perché stiamo soffrendo, perché siamo nella prova. Non scendiamo in Egitto. Non scendiamo in Egitto dicendo: tanto non cambia nulla, non vale la pena, stando qui non faccio altro che inaridire. È Dio che ce lo consiglia, è Dio che ci dice: non scendere in Egitto, ma rimani a Gerar, rimani qua, rimani in questo luogo. È il momento di mettere in atto la nostra fede in Dio. Se il Signore ci chiede di rimanere dove siamo, se il Signore ci chiede di non spostarci, non allontanarci da Lui, non scendere a compromessi e tornare indietro, e noi diciamo di avere fede in Dio, questo è il momento di avere fede in Dio. Questo è il momento di ubbidire al Signore. Questo è il momento di fidarci del Signore e fare quello che Lui ci consiglia. Rimaniamo dove siamo. Ma c'è la prova, fratello. Ci sono le difficoltà. Ce la sto mettendo tutta. Vorrei fare qualcosa e non ci riesco. C'è la carestia. Ci sono un sacco di problemi. E più vado avanti, più sembra che i problemi si moltiplichino. Dio dice: rimani qui. Rimani a Gerar. Rimani dove sei. E c'è scritto che Isacco rimase a Gerar. Ubbidì al Signore. Non si lasciò scoraggiare dalla carestia. Rimase nel luogo dove si trovava. Non cambiò idea. Non cambiò piani. Decise di ubbidire al Signore, anche se, immagino, non ne comprendeva il motivo. Signore, ho una responsabilità. Perché non mi fai andare dove non c'è la carestia? Perché non mi fai andare dove si raccolgono i frutti? Perché non mi fai andare dove tutto è rigoglioso? Perché mi fai rimanere qui? Isacco si fidò del Signore. Puoi con me questa mattina, sorella, fratello, amico, fidarti del Signore. Isacco rimase a Gerar e Isacco scoprì a Gerar che il Signore è fedele e l'avrebbe accompagnato. Isacco vide a Gerar di raccogliere il centuplo nella carestia. Gloria a Dio. Isacco vide che Dio gli diede la possibilità di riaprire i pozzi di suo padre, quelli che aveva scavato Abramo. Gloria a Dio. Isacco vide che il Signore l'avrebbe accompagnato. Ma Isacco vide a Gerar che le cose non cambiavano così tanto. A Gerar ci fu il rischio della moglie. È curioso, ma dirò questo tra poco a riguardo, è curioso che in questo capitolo noi vediamo molte cose, molte esperienze che Isacco aveva visto vivere già a suo padre. Per esempio la questione della moglie di bell'aspetto che era
erano imparentati in qualche modo a quei tempi, sia Abramo con Sara, sia Isacco con Rebecca, la stessa cosa, lo stesso timore. E poi la questione dell'ostilità che Isacco vide, i pozzi, quindi rivivere le esperienze, le tappe del padre. Ma Isacco vide che a Gerar c'era il Signore con lui, ma c'erano le tentazioni. La tentazione, in questo caso, di riferimento della bellezza di sua moglie per quelli che erano lì. C'era l'invidia dei Filistei. C'era questo re che gli aveva promesso l'immunità, ma poi permetteva al suo popolo di fare scorribande e turare i pozzi che con fatica lui aveva riaperto. C'era l'invidia dei pastori che spingeva sempre lontano da un'altra parte. Questo uomo era un uomo pacifico. In altre parole, Isacco vide che fidandosi del Signore, Dio era con lui, lo proteggeva, perché Dio è fedele, ma la vita continuava a essere faticosa. Non è forse la nostra esperienza? Parlo adesso non a quelli che sono tentati di tornare indietro, si sono allontanati dal Signore. A costoro diciamo nel nome del Signore: Dio ti consiglia di non scendere in Egitto, torna al Signore, rimani vicino al Signore. Ma agli altri, a chi rimane fedele, a chi ascolta la voce del Signore e si trova nella sua Gerar, nelle sue difficoltà, dove rimanendo fedele al Signore vediamo il Signore che provvede, vediamo il Signore che ci incoraggia, che ci permette di aprire i pozzi ma poi vengono chiusi, ci permette di trovare dei pascoli ma poi ci vengono rubati. E allora a costoro, ricordando che Dio ci vuole proteggere e vuole provvedere fedelmente alla nostra vita, in modo che noi possiamo rimanere al sicuro in Lui, Dio vuole dire: se rimaniamo nel terreno della perseveranza, Dio ci parlerà. Succede qualcosa, io credo che sia perché siamo un po' influenzati dallo spirito di questo mondo, dalla mentalità della società in cui viviamo. Succede che noi amiamo il Signore, serviamo il Signore, non lo serviamo con perseveranza, lo serviamo sporadicamente, a flash, a fiammate. Amiamo il Signore nel nostro cuore, ma sappiamo che la nostra vita non è tutta per Lui, non siamo perseveranti, non siamo fedeli al Signore come Lui lo è con noi. E diciamo: Signore, se tu mi parlerai, io ti servirò. Se tu ti rivelerai in un modo meraviglioso, io cambierò la mia vita e ti seguirò tutti i giorni della mia vita come a te piace. Ma Dio non parla in questo modo. Dio ci parla nel terreno della perseveranza. Dio parla a quelli che perseverano nelle sue vie. Isacco rimase a Gerar. Isacco rimase in quella terra che, pur avendo il Signore a fianco a lui, continuava a portargli guai, dispiaceri, delusioni, continuamente. Ma è scritto che mentre lui viveva così, perseverando giorno per giorno, Dio era con lui. Lui stabilì un rapporto col Signore di fedeltà, che non aveva proclami, non aveva cose strabilianti. Isacco imparò a camminare con Dio. Ma Dio è grande, e il nostro Dio è così grande che non ha previsto per noi, per la nostra vita, che semplicemente viviamo la nostra vita come una corsa a ostacoli, chiedendo aiuto a Lui perché c'è un problema oggi, c'è un problema domani, e Lui è con noi. Dio ha in serbo per noi qualcosa di più grande.
E allora, mentre Isacco camminava con Dio in questa terra di tribolazione, chissà se a un certo punto non gli vennero in mente delle domande. Perché io vi parlo per la mia esperienza e sono sicuro che la possiate confermare anche voi. Chi ama il Signore, a un certo punto, se è vicino al Signore, queste domande se le fa. La parola Gerar in ebraico, qualcuno ritiene che derivi dal verbo ruminare. Voi sapete ruminare cosa significa? I ragazzi a scuola l'avranno fatto, no? Gli animali che mangiano qualcosa, poi lo trattengono, lo riportano alla bocca e continuano a masticare sempre quello. La parola Gerar riferisce un po' questo senso di staticità, dove non cambiano, tu sei lì, ma la tua vita è come se stessi ruminando sempre le stesse cose, non vai né avanti né indietro. Il Signore è con te, ti protegge, ti provvede, ma ci sono sempre i problemi e se non cambia mai nulla. Eppure Dio ti ha chiesto di rimanere a Gerar. Ma a un certo punto chissà se Isacco non si è fatto questa domanda: Signore, ma tu mi hai chiesto di esserti fedele, tu mi hai chiesto di rimanere qui, ma le cose non sono cambiate, anzi i problemi si moltiplicano, sembra sempre più faticoso. Se c'è qualcuno questa mattina che in una fase della sua vita, del suo cammino di fede, in cui si sta facendo queste domande, rimani fedele al Signore, continua a perseverare, perché verrà il momento in cui nel tuo cuore sorgerà un movimento. Nel versetto 23, così lapidario, c'è scritto che dopo un certo periodo di tempo, dopo tutti i problemi, dopo tutte le vicende vissute, poi di là Isacco salì a Berseba. Non so se avete notato che la parola di Dio usa scendere per Egitto, rimanere a Gerar, terreno e territorio dei Filistei, ma per Berseba salì. Anche come altitudine più alto questo luogo. Venne il momento in cui Dio gli aveva detto di rimanere, Dio non gli aveva detto di salire, ma nel suo cuore capì che Dio lo chiamava a salire e lo capì a Gerar, non in Egitto. Viene il momento in cui sul terreno della perseveranza Dio ci chiama, Dio ci parla. Quando Dio ha visto che il nostro orecchio è attento, il nostro cuore è ubbidiente, quando noi ubbidiamo alla sua volontà e non ci allontaniamo da Lui, Dio ci attira. Vi ricordate nel deserto, mentre dopo 40 anni di una vita statica, ruminante, sempre le stesse cose, sempre questo gregge da portare a pascolare, Mosè un giorno improvvisamente fu attirato verso quella visione, verso quel pruno. Fu Dio ad attirarlo, ma Dio non gli parlò chiaramente, come non parlò a Isacco, ma nel suo cuore, alla presenza di Dio, fedele a Dio, venne il momento in cui Isacco comprese che da Gerar doveva muoversi non per scendere, ma per salire. E Isacco salì a Gerar, come Mosè, quando fu attirato, disse: voglio andare a vedere cosa c'è lassù. Isacco salì e quando lo fece, improvvisamente, Dio, che gli aveva parlato all'inizio quando era tentato di scendere, ma poi non gli parlò più nel periodo di Gerar, quando Isacco iniziò a salire, di nuovo Dio gli parlò. Signore, mi devi parlare, io ti servirò. Il Signore dice: sii perseverante e io ti attirerò a me e ti parlerò. E Dio gli parlò, Dio gli apparve quella stessa notte. Alcuni a volte mi parlano, dicono: io non riesco a ricevere il battesimo nello Spirito Santo, io non riesco a realizzare le cose del Signore. Com'è che alcuni arrivano così subito, ottengono tutto? Appena Isacco salì quella stessa notte
non dopo giorni, non dopo mesi, quella stessa notte Dio gli parlò, come non lo stava sentendo da tempo. Sentì di nuovo la voce del Signore. E da quel movimento cambiò la sua vita, cambiò tutto. Intanto si spostò dal territorio dei Filistei e Dio gli confermò le sue promesse. Poi avvenne che i suoi oppositori, Abimelech e il suo popolo, si riconciliarono con lui. Vennero loro da lui, chiesero loro la pace. Lui non era un uomo di guerra, di contesa, era un uomo pacifico, ma erano loro che non volevano lui, erano loro che lo contestavano e furono loro ad andare da lui, a testimoniare che Dio era con Isacco. Perché quando il Signore approva le vie di un uomo, dice la parola, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Quanti sforzi facciamo noi con le nostre forze? Saliamo verso il Signore, dove Dio ci vuole trasformare, ci vuole far vedere le cose grandi che Lui ha in serbo per noi e Dio riconcilierà anche i nostri nemici con noi. Poi trovarono una sorgente, trovarono l'acqua viva, quasi a conferma, è scritto prima, poi viene ripetuto dopo. Quello stesso giorno i servi di Isacco gli vennero a dare la notizia del pozzo. Poi vi faccio notare che prima della salita a Berseba, Dio continua a dire: i pozzi di tuo padre Abramo, i servi di tuo padre Abramo, le promesse che ho fatto a tuo padre Abramo. E Isacco a Gerar era il figlio di Abramo. E tante volte noi viviamo appoggiandoci sulla fede dei nostri padri, pensando che sia sufficiente a sostenere anche la nostra vita. La sorella lo citava prima, non è sufficiente essere figli di credenti per essere salvati, dobbiamo avere la nostra relazione col Signore. Ragazzi, dovete scegliere per Gesù. La fede dei vostri genitori non basta. Ma viene detto qui, i servi di Isacco. E questo pozzo non era più il pozzo di Abramo. Perché prima Isacco non faceva nient'altro che scoprire i pozzi di suo padre, sperando che la fede di suo padre, il timore di Dio di suo padre, le promesse di suo padre lo potessero sostenere. Dura poco. Viene il momento in cui quello che era stato di mio padre non è più sufficiente. Dio vuole portare me davanti a Lui. Dio vuole che io faccia le mie esperienze davanti a Lui. Dio vuole farmi aprire la mia sorgente. E così fu. E la chiamò Siba. E Isacco ebbe il pozzo di Isacco. Ma poi c'è scritto che in quel luogo, non a Gerar, a Berseba, egli costruì un altare. Ma prima erano gli altari di Abramo. Prima era la fede di Abramo. Per la prima volta Isacco costruisce il suo altare. Se ci siamo appoggiati sugli altari della chiesa che frequentiamo, dei nostri familiari che sono fedeli al Signore, mentre siamo a Gerar e lottiamo, rimaniamo fermi verso il Signore, perché viene il momento in cui il Signore ci attira in alto e lì capiremo che dobbiamo costruire il nostro altare al Signore. Che cosa vuol dire costruire l'altare? L'altare non era un monumento, l'altare era il luogo dove si facevano i sacrifici, dove c'era qualcosa che veniva sacrificato sopra. Viene il momento in cui il Signore dice a me e dice a voi: non è sufficiente una fede in cui tu ti aspetti che io risolva i problemi, che io sturi dei pozzi, che io ti trovi degli ampi spazi dove trovare dei pascoli. Deve venire il momento in cui la tua fede ti spinge a sacrificare qualcosa,
a costruire un altare su cui tu metti qualcosa della tua vita. Allora sei in alto. E Isacco costruì un altare, imparò che per conoscere il Signore doveva sacrificare qualcosa. Un bel passo. Questo ci chiama Dio a fare questa mattina. Non scendere, ma sali. Se sei nella tribolazione, persevera nel Signore, rimani attaccato a Lui, che Dio sta preparando qualcosa di grande, si vuol far conoscere di più, vuole che la tua vita sia un altare, un sacrificio vivente per Lui, vuole farti fare un'esperienza personale con Lui e Lui provvederà la riconciliazione e ogni benedizione e Lui ti farà le promesse, ma sali verso l'alto. Nel momento difficile sali verso l'alto, rimani aggrappato al Signore e Dio opererà. Ci alziamo in piedi.